A Cremona per Cremonese Venezia, Sebastiano Franco. Cremonese a caccia di quella vittoria che manca dal 20 gennaio, 3 punti che le farebbero fare un passo quasi decisivo per la salvezza diretta, ma di fronte c'è il Venezia di Filippo Inzaghi, quarto a 2 punti dal Frosinone secondo, Frosinone secondo è reduce da 4 vittorie di fila, la squadra più in forma del campionato insomma in questo momento, con la difesa meno battuta, Cremonese senza Castrovilli e Venezia privo di Pinato. Le formazioni: Cremonese con il 4-3-3, Uicani in porta, Canini, Clayton, Marconi e Renzetti in difesa, Arini, Pesce, Croce a centrocampo con Piccolo, Brighenti e Perrulli, il trio d'attacco. Venezia che risponde con il 3-5-2, Audero in porta, Cernuto, Modolo e Domizzi i difensori, Bruscagin, Falzerano, Stulaz, Suciu e Garofalo a centrocampo, Litteri e Marsura la coppia di attaccanti. Arbitra Pinzani di Empoli. Ci sono circa 10.000 spettatori, a Cremona ci sono 24 gradi con qualche nuvola nel cielo. A voi. Intella 0, Frosinone 0. Interviene Cremona perché c'è il vantaggio della Cremonese al terzo minuto con Canini, il colpo di testa. Cremonese 1, Venezia 0. A te. Grazie Franco. A Cremona la Cremonese è passata in vantaggio con il gol di testa di Canini al terzo di gioco, un gol a freddo. C'è stato il cross dal vertice sinistro dell'area di rigore di Perrulli, lo stacco di testa in anticipo di Canini che ha battuto Audero. Cremonese quindi in vantaggio sul Venezia ora che cerca di riprendere, un colpo di testa finito fuori sul fondo con la rimessa quindi da parte del portiere della Cremonese. Uicani andrà al rilancio lungo. È stato un gol a freddo, dicevamo, sulla prima vera azione d'attacco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Perrulli ha messo dentro un pallone che di testa Canini ha insaccato. Ora la Cremonese in avanti con il rilancio del portiere Uicani direttamente oltre la metà campo, fa buona guardia Domizzi che passa indietro al portiere. Quinto di gioco, Cremonese 1, Venezia 0. Cremonese 1, Venezia 0. Dobbiamo correggerci sull'autore del gol, si tratta in realtà di un'autorete perché sul cross di Perrulli sono saltati Canini e Modolo. Canini ha esultato come se il gol fosse stato il suo, però la deviazione, il tocco decisivo è stato di testa, è stato di Modolo, quindi si tratta di un autogol. Mezz'ora di gioco, Cremonese in vantaggio sul Venezia per 1-0, Venezia vicina al pareggio. Qualche minuto fa c'è stato un colpo di testa di Litteri parato da Uicani e poi sulla respinta Bruscagin ha messo dentro di testa, ma il giocatore del Venezia era in fuorigioco. Il vantaggio del Foggia con un vantaggio che sta c'è un calcio di rigore in favore della Cremonese, il minuto è il 44esimo, calcio di rigore in favore del Cremonese sul Venezia sul punteggio di 1-0 per la Cremonese. A te. Frosinone 1, Intella 0. Interviene Venezia, scusami Repice, perché tutto è pronto per il calcio di rigore in favore della formazione di Filippo Inzaghi. Sul dischetto c'è Litteri davanti a Uicani, il tiro di Litteri, il gol, il pareggio del Venezia al 45esimo, Cremonese 1, Venezia 1. A te. Superiorità numerica. Scusami Repice, c'è un calcio di rigore per la Cremonese, il fallo su Perrulli, il minuto è il quarto della ripresa, tra poco per la battuta. È d'accordo Franco, quest'ultimo. Scusami Repice, tutto è pronto per la battuta, c'è Piccolo sul dischetto, la rincorsa del giocatore della Cremonese, il tiro, la parata di Audero, ma il gol della Cremonese per il nuovo vantaggio 2-1 della Cremonese sul Venezia al quinto di gioco. A te. Settimo della ripresa, Cremonese 2, Venezia 1, Venezia che usufruisce di un calcio d'angolo, lo batte Garofalo dalla sinistra, tutto è pronto per la battuta, Pinzani controlla in mezzo all'area, la rincorsa di Garofalo, il cross in mezzo all'area, il colpo di testa di Bruscagin, attenzione il palo e poi la difesa della Cremonese che si salva ancora una volta in corner. C'è stato il colpo di testa di Litteri con il pallone che è finito sul palo, ma l'ultimo tocco è stato del Venezia sul tentativo di ribattuta e allora si ripartirà con una rimessa dal fondo di Uicani. Dicevamo del nuovo vantaggio della Cremonese sul calcio di rigore all'inizio della ripresa, rigore fischiato da Pinzani per il fallo di Modolo su Perrulli e rigore messo a segno da Piccolo. Ancora adesso il gioco è fermo perché Uicani ha ricevuto un colpo, è fermo a terra e allora quando siamo giunti all'ottavo della ripresa con il punteggio di Cremonese 2, Venezia 1, linea a Perugia. 25esimo, Cremonese 2, Venezia 1, alla Cremonese ancora in avanti con Macek subentrato al posto di Piccolo, l'altra sostituzione invece per il Venezia è entrato Fabiano al posto di Succio. Ancora Cremonese in avanti con Brighenti in area, l'appoggio per Macek, ancora l'ingresso in area di Macek, il cross in mezzo, il tiro, la parata di Audero sulla deviazione di Domizzi, sul cross di Macek, davvero deviazione pericolosa e subito il Venezia che riparte in contropiede con Geico, l'appoggio a destra
per Falzerano, il cross dall'altra parte a cercare Marsura, il controllo, siamo sul lato sinistro dell'area di rigore della Cremonese, ancora Marsura, l'appoggio per Garofalo, il cross in mezzo di Garofalo, il confronto con Litteri e Clayton e poi allontana un difensore della Cremonese con l'arbitro che fischia il fallo, si trattava di Garcia Atene. Allora, quando siamo al 26esimo, Cremonese 2 Venezia 1, che sta attaccando e scusami, interviene Cremona per il terzo gol della Cremonese, Pesce sinistro all'incrocio, siamo al 36esimo, Cremonese 3 Venezia 1, a te. Grazie Sebastiano Franco. 42esimo, Cremonese 3 Venezia 1, il gol di Pesce al 36esimo, un sinistro bellissimo all'incrocio a battere Audero, ancora la Cremonese in avanti, c'è stato poco fa, è stato sfiorato dalla Cremonese il quarto gol con Brighenti in contropiede, il suo destro di poco a lato e poi un tiro di Fabiano per il Venezia, un sinistro centrale parato da Uicani in due tempi. Ancora la Cremonese in avanti, metacampo avversaria, c'è Garcia Atena che scambia con Macek, il tocco e poi Garofalo che mette fuori, allora si ripartirà con una rimessa laterale da parte della Cremonese. Canini si prende tutto il tempo per battere questo fallo laterale, si avvicina alla metacampo, alla linea di metacampo, la rincorsa di Canini in avanti a cercare i Brighenti, marcato da Domizzi, pallone che esce direttamente sul fondo fuori, fallo laterale. 43esimo, Cremonese 3 Venezia 1, linea Perugia. Palla al piede a servire. Scusami Repice, il quarto gol della Cremonese, Arini, Cremonese 4 Venezia 1, siamo al quarto di recupero, a te. Grazie a Sebastiano Franco. Ed allora scusami ancora, il quinto gol della Cremonese, Macek, Cremonese 5 Venezia 1, la partita è praticamente conclusa. Cremona. Finale anche a Cremona, la Cremonese ha battuto il Venezia per 5-1. Allora è iniziata con l'autogol di Modolo, poi il pari di Litteri su rigore, quindi il 2-1 di Piccolo per la Cremonese su rigore, il 3-1 di Pesce, il 4-1 di Arini e nei minuti di recupero il quinto gol della Cremonese con Macek. Finale, Cremonese batte Venezia 5-1. Studio.